Nelle giornate limpide, quando si diradano le nebbie che salgono dalla campagna, colli euganei si scorgono dalle più lontane pianure e dalle montagne. Non c'è dubbio che questo sorgere improvviso in un piatto orizzonte condizioni da sempre la percezione che si ha di essi. Tanto che nella parlata locale sono indicati come monti, forse a significare appunto un'impressione di elevata ripidezza e altitudine, quasi un'apparenza di catena alpina. Negli ultimi decenni, scampato il pericolo di un'escavazione scriteriata che stava dilapidando un patrimonio conservatosi nei millenni, i colli stanno conoscendo una nuova chiave di lettura nel segno dello sviluppo sostenibile e del rispetto dell'ambiente. Disegnato nel corso dei secoli dalle mani callose dei contadini come un ricamo prezioso, il paesaggio euganeo costituisce oggi il patrimonio più prezioso. Si tratta infatti di un microcosmo ambientale unico, connotato da una vegetazione straordinariamente ricca di specie diverse, a seconda che si passi dai versanti settentrionali a quelli meridionali, e da un patrimonio faunistico, un tempo ricco e vario, e oggi sottoposto a tutela per mantenere questo equilibrio ecologico. Il parco, quindi, non deve solo prevenire, ma anche promuovere la cultura del rispetto ambientale. Negli ultimi anni, accanto alle consuete attività di accoglienza, stanno prendendo piede forme più moderne di ospitalità come quella rurale presso aziende agrituristiche o presso famiglie con la formula bed and breakfast. Nuovi modelli con i quali, insieme alla tradizionale ospitalità veneta delle case contadine, si offre anche la possibilità di cogliere in modo diretto la cultura della gente e il sapore dei luoghi. Ormai numerose nel territorio, queste nuove forme di accoglienza consentono ad esempio agli appassionati di un turismo ambientale e naturalistico di trovarsi a diretto contatto con l'ambiente, immersi, appena chiuso l'uscio di casa, nel grande patrimonio che la natura e l'uomo hanno conservato. Un turismo a misura d'uomo, insomma, non costretto nei tempi brevi e frenetici della città, che consente allo sguardo di spaziare e, mutando continuamente prospettiva, di spingersi fino alle cupole della vicina Padova o, nelle giornate più terse, di raggiungere anche la laguna e le prealpi. Luoghi che consentono di perdersi nel bosco e rinnovare il piacere antico di scoprire ad ogni passo piccoli frutti, funghi ed erbe spontanee. O divagare senza meta, a piedi, a cavallo o in bici, lasciandosi alle spalle le pressioni della vita quotidiana.
Per gli amanti dell'arte e dell'architettura, il territorio euganeo offre numerosi spunti e siti di eccellenza. Sin dai tempi più remoti, infatti, oltre agli eremiti, la bellezza dei luoghi fu certo uno degli elementi che alimentò il gusto del villeggiare. E se già in epoca medievale i colli risultano collegati con la più antica nobiltà padovana, che si riteneva avesse in quella zona i propri castelli e le proprie dimore rurali, lo sviluppo di questi insediamenti portò al consolidarsi di case patrizie o di comunità religiose. Ma i tesori più preziosi sono conservati nelle due città poste ai vertici del comprensorio. Este, centro urbano dell'antica civiltà atestina che dai reperti ci si presenta come fatto culturale ed economico di grande rilievo. E Monselice, per alcuni il monte della via Selciata, che testimonia l'imporsi della dominazione romana e che nella rocca conserva ricordi del suo splendore che ebbe il favore dei principi, dal grande Federico imperatore ai principi da Carrara. Arquà Petrarca, suggestivo borgo medievale che accolse negli ultimi anni della sua vita l'illustre poeta Francesco Petrarca. Numerose sono inoltre le eleganti residenze signorili che costellano il comprensorio euganeo. Il modo più gradevole di incontrare la cultura dei luoghi è quello di entrare nelle cucine e avvicinarsi ai cibi che ci raccontano la storia, le strategie di sopravvivenza, il senso della festa di ogni popolo, ognuna con i propri rituali e le proprie liturgie. Perdersi nei sapori e profumi, insomma, è il primo modo per stabilire un incontro con la cultura e le tradizioni dei colli. Il turismo enogastronomico, curioso e buongustaio, sta prendendo sempre più piede, attratto dalla tipicità dei vini e dei piatti che hanno conservato il sapore familiare della cucina di stagione. Grazie al vino e all'olio che sono stati parte integrante del paesaggio e della sua storia, alla frutta, agli animali del cortile. Dal bosco vengono i funghi, dai prati erbe selvatiche, bulbi e germogli. Ma quel che caratterizza forse la cucina euganea è una sorta di naturalità e genuinità per cui l'evasione verso i colli si è spesso accompagnata, nel sentire comune, a un ritorno alla semplicità del mangiare sano e robusto, talvolta propenso alla buffata e all'eccesso. E se vino e olio sono stati nei secoli i capisaldi della produzione collinare, è la frutta il terzo perno di un sistema economico delicato. A cominciare dal fico, così diffuso da entrare nell'immaginario e fissarsi nel proverbio che dice «I fighi de teolo se magna col pecolo», per significare una squisitezza che li fa inghiottire senza scarto. Le rosate mele cantate dai poeti. Le giuggiole dette zizzole che si celebrano ancora oggi ad Arquà, le nocciole, i melograni, le ciliegie.
E se è stata di recente importata da Zara a Torreglia la fabbricazione del maraschino, è certo che corbe di sarese e marinelle venivano caricate sulle barche dette peote nel porto di Battaglia per essere vendute nei mercati di Venezia. Grazie ad un progetto finanziato dall'Ente Parco finalizzato alla diffusione e alla valorizzazione delle tecniche di agricoltura biologica, sempre più numerose sono le aziende agricole del territorio che si sono certificate. Il successo di questi interventi conferma la maggiore consapevolezza e sensibilità maturata tra gli abitanti del parco verso l'ambiente e la spinta a ricercare una migliore qualità della vita. La composizione particolare dei terreni, per continuare coi vini, trasferisce alla bevanda cara a bacco profumi, colori e sapori di assoluto pregio. La coltura del vino risale all'antica civiltà atestina ed era molto praticata anche in epoca romana, almeno a giudicare da quell'epigramma dove si parla delle contrade uganee con i dossi dipinti e trapuntati di viti. Ma è nel Medioevo che prende avvio una grande storia. La regione, che fu forse la prima parte del contado padovano messa a coltura intensiva, era indicata all'epoca col nome di Pedevenda e vi si coltivavano i vini più pregiati della zona. Oggi la viticoltura euganea è un settore in grande ascesa che sta assumendo aspetti qualitativi di pregio. Piccole aziende mescolano tecnologia e antiche sapienze e offrono un prodotto che, fresco e giovane, oppure conservato nelle barrique, si propone sempre con una spiccata personalità di profumi e colori. Di notevole interesse oggi in fase di riscoperta è l'olivicoltura. La vite associata all'olivo emerge come caratteristica delle unità poderali collinari sin dal Medioevo, collegata alle esigenze liturgiche e di autoconsumo. Nei tempi più recenti tale coltura sta trovando nuovo spazio, dopo che eventi climatici sfavorevoli ne avevano bloccato l'espansione. Oggi infatti la superficie interessata supera i 300 ettari. Nuovi impianti, una nuova sensibilità, l'ammodernamento delle tecniche e ricerche di cultivar autoctoni stanno portando alla produzione di un prodotto di nicchia di alto livello qualitativo. Un olio connotato da freschezza, fluidità e dalla sensazione kinestetica di freschezza che si abbina con piatti raffinati come asparagi, pesce bollito, baccalà, carpaccio, gamberi e il risotto ai tartufi. Tra i prodotti merita un cenno anche il castagno, che fu introdotto nei colli dagli stessi romani quale coltura arborea utile e redditizia. E se qualche etimologia bonaria fa derivare Monte Ricco da riccio per l'abbondanza dei castagni, è invece documentata una notorietà delle locali castagne saporite e grosse, detti maroni, prodotti in gran quantità. All'inizio del secolo la castanicoltura rivestiva un peso rilevante nell'economia nazionale, dato che oltre il 14% della superficie forestale era occupato da castagneti da frutto. A partire dal primo dopoguerra, sia a causa dello spopolamento della montagna, sia a causa del cancro corticale che ha costretto in molti casi i proprietari a convertire i castagneti da frutto in cedui, la coltivazione del castagno ha subito un drastico declino.
L'ente Parco Colli, nell'ambito del progetto Life Natura, sta intervenendo per salvare dall'estinzione i biotipi autoctoni attraverso una serie di interventi mirati per il recupero dei castagneti da frutto. Legati al vino e al cibo sono anche gli eventi conviviali che, come costume delle società tradizionali, sono ancora oggi perpetuati e rivitalizzati nelle numerose manifestazioni. Oggi le feste e le sagre hanno perso la dimensione più propriamente religiosa e devozionale e non si sente più il fragore del sciopo da sagra. Sono legate ai prodotti della terra e ai commerci, ma sono ancora eventi importanti di socializzazione e di richiamo turistico. Nel panorama delle molteplici feste organizzate dai comuni è di recente istituzione la manifestazione denominata Sotto il segno del parco, che si svolge a rotazione in uno dei comuni del comprensorio euganeo verso la fine di settembre. La manifestazione è promossa dall'ente Parco Colli dal 1999 e sostenuta dalla Comunità Europea. Già il sottotitolo Sapori, arte e cultura dei Colli Euganei evidenzia il carattere promozionale dell'evento che si propone di dare visibilità e notorietà al patrimonio locale e di curare due segmenti del turismo, quello enogastronomico e quello storico, architettonico e naturalistico, con notevoli prospettive per il futuro. Il bacino termale, da sempre meta di turisti da tutta Europa, è un punto di partenza per escursioni verso i colli. Abano, che conserva nella radice venetica del nome la consuetudine antichissima di frequentare queste terme, dove sorsero templi e oracoli, in un paesaggio dal sapore magico, da dove salivano fumi e vapori. Il luogo acquisisce una dimensione sacra e salvifica e ad esso si recano malati provenienti da ogni dove, così ci dice il nome Monte Grotto, collina dei malati, per trovarvi ristoro. I comuni del bacino termale, Abano, Montegrotto, Teolo, Galzignano e Battaglia, coordinati dal Parco regionale dei Colli Euganei, hanno intrapreso un percorso che ha come obiettivo il raggiungimento della registrazione EMAS, riconoscimento che attesta l'eccellenza e l'impegno al miglioramento continuo nella gestione ambientale. È questo il primo tassello di una strategia di sviluppo che vede la partecipazione di enti ed istituzioni attive nel territorio e che ha come obiettivo futuro la progressiva estensione della certificazione a tutta l'area del parco, con il coinvolgimento in primis di operatori turistici e stabilimenti termali. Tra le attività tradizionali va ricordato il faticoso e duro lavoro dello scalpellino che a forza di braccia, col corpo prosciugato dalla sete e dalla polvere, ha prodotto manufatti come le Masegne, pavimentando le piazze e le calli della dominante Venezia Serenissima. La pietra dei colli si distingue a seconda del maggiore o minore contenuto di silice in riolite e trachite. L'attività estrattiva intaccò ovunque il paesaggio collinare, con l'apertura di centinaia di cave. Le ferite più devastanti comunque risalgono agli ultimi 50 anni, quando l'intensificazione, l'uso di tecniche moderne portò in breve tempo a porre il problema della salvaguardia dei colli. Oggi l'escavazione è stata notevolmente ridimensionata e ridotta a pochi siti. Anche per gli amanti del trekking, bicicletta turistica, mountain bike e podistica, i colli offrono molteplici occasioni.
La palestra di roccia del Club Alpino Italiano, che utilizza la parete di Rocca Pendice a Teolo per i primi addestramenti e gli allenamenti, è uno dei tanti esempi di fruizione sportiva dei Colli Euganei, una delle risorse più interessanti. Negli ultimi anni i colli stanno divenendo una grande palestra all'aperto nel segno del rispetto dell'ambiente, del recupero fisico e mentale del corpo. Tre campi da golf, numerose e attrezzatissime piscine termali completano un quadro che consente di soddisfare le più diverse esigenze. L'artigianato euganeo trova le sue origini nella propria storia più illustre. Bronzi votivi e situle della civiltà testina ne sono le prime testimonianze. Seguono i vasi e le anfore del periodo romano, anche per la particolare presenza nel territorio di argilla con la quale è molto diffusa anche la produzione di laterizi. È ancora oggi viva a Este la tradizione della ceramica che si innesta su quella paleoveneta e romana per via di sapienze tramandate dalle abili mani degli antichi ceramisti. Nel corso dei secoli la produzione raggiunse livelli di eleganza pari a quelli delle manifatture più pregiate, immettendosi così nel mercato a largo raggio. I preziosi intarsi di legno, ancora ammirabili presso chiese e monasteri, il restauro di mobili antichi, la lavorazione del ferro battuto e dell'argenteria sono alcune delle attività tradizionali che perdurano, tramandandosi di padre in figlio. I Colli Euganei, questa miniatura alpina che nelle notti innevate d'inverno somiglia ad un presepe, raccolgono nel proprio seno una molteplicità di tesori che vale la pena scoprire. Le migliaia di ospiti del bacino termale e quelle che si riversano nei fine settimana attratti dal fiorire della primavera e dai colori dell'autunno stanno creando condizioni nuove per il rilancio del territorio, il Parco dei Colli Euganei. Passeggiare a piedi, in bici o a cavallo lungo i numerosi sentieri naturalistici alla scoperta dell'ambiente, della flora, della fauna, della storia, e sentire allentare la morsa dello stress che ci tiene inchiodati al ritmo convulso del quotidiano. Godere del potere di ristoro fisico e mentale che un polmone verde fruibile a pochi chilometri dalla città consente. Disperdersi nei sapori e nei colori di un'enogastronomia che sta decollando. Ecco il motivo di preservare questo paesaggio collinare che rischia di essere sopraffatto dalla velocità degli eventi.